Li chiamano segnali e c'erano tutti, ma spesso purtroppo sono segnali sottovalutati e il film dell'orrore di Adria è il remake di una scena già vista. Giulia Lazzari è morta dopo 9 giorni di agonia in ospedale e quelle mani strette al collo dal marito Roberto Lococo, tanto strette da soffiarle via la vita, erano pronte evidentemente da giorni. Roberto, 28 anni, era fuori controllo da quando la giovane moglie 23enne aveva deciso di lasciarlo perché stufa della sua ossessionante gelosia. E il 6 ottobre scorso, 48 ore prima dell'aggressione fatale, l'uomo si era sfogato su Facebook. Non è giusto però così. Io sono quello che sono, lo sapevi, ma tu hai sbagliato e mi hai fatto malissimo. Ce l'hai anche tu la colpa che in questi mesi mi hai trattato come spazzatura. E poi, ok, l'hai voluto tu questo, io no, mai voluto separarmi da te. Negli ultimi mesi Lococo, accusato ora di omicidio volontario aggravato, si era sfogato spesso su Facebook contro la giovane moglie e prima ancora sembrava essere addirittura orgoglioso di quella gelosia che sarebbe stata la causa della rottura con Giulia. Agghiacciante la conversazione del 29 luglio, quasi una profezia di quanto sarebbe accaduto poi. Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio, scrive il 28enne alla ragazza che lo informava di uscire ad andare a fare la spesa. Lei replica: ma perché fai così? E lui le risponde: perché se ti fai bella ti guardano tutti, invece così no, e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio. Poco più di 2 mesi dopo, quelle frasi sono diventate una terribile realtà, fatta di una giovane morta, di un uomo in galera e di una bimba senza più genitori.